Eccoci con l'assessore Chiara Franchi, neo assessore, molto giovane, lo si vede benissimo in video. Questo è il suo primo consiglio comunale di questo nuovo mandato. Innanzitutto volevo chiederle se è emozionata e come l'ha vissuto questo consiglio, poi se l'aspettava anche di essere nominata assessore. Emozionante sicuramente sì, felice di essere da questa parte del tavolo, anche perché l'ultima volta eravamo in minoranza, quindi c'è anche grande soddisfazione. Sono stata lusingata di essere nominata assessore, che mi abbiano dato così tanta fiducia. Ho anche quel briciolo un po' di, diciamo, giusta preoccupazione, ecco, per I referati che le hanno assegnato, lei se li sente e avrebbe preferito un qualcos'altro? Avete discusso o le hanno dato d'imperio? Ma diciamo che anche per la mia formazione, sono laureata in storia e filosofia e da settembre dovrei, se tutto va bene, cominciare ad insegnare le superiori. E per quello che è il mio curriculum, il mio background, sicuramente questo è il settore in cui mi sento più a mio agio. Urbanistica non avrei saputo sinceramente da dove mettere le mani. Quindi per quanto riguarda la mia nomina è stato abbastanza naturale, ecco, che mi assegnassero questi incarichi. Un'ultima cosa, ve l'aspettavate di vincere così nettamente, si può dire, perché insomma non siete andati al photo finish come da qualche altra parte, ve l'aspettavate un consenso così ampio degli annonesi? Ma come ha detto prima Giovanni Parise, stiamo ancora cercando un po' di capire che cosa sia successo e forse non sapremo mai dire con precisione le ragioni del consenso. Non so se parlare a nome della lista, parlo come mio, sinceramente un successo così marcato da parte mia non me l'aspettavo, è stata una bella sorpresa. Perché la vostra è una lista civica, però un po' trasversale, forse ci sono più anime dentro? Sì, ci sono più anime, proveniamo da estrazioni politiche totalmente diverse, però siamo sempre riusciti a andare molto d'accordo, a dialogare in modo molto costruttivo e posso dire che l'orientamento politico all'interno del nostro gruppo ha un valore veramente molto relativo. Bene, allora grazie al nuovo assessore Chiara Franchi e buon lavoro.